Lo stregone Tino oggi vi mostrerà la necropoli di Su Crucifissu nel comune di Porto Torres. Ecco qua. Iniziamo. Come potete vedere è abbastanza grande. Proseguiamo. Ecco che qua arriviamo già a un interno interessante. Guardate qua che spettacolo. E ne abbiamo parecchie, tutte attorno. Ne abbiamo veramente tante. Questa purtroppo è poco visibile a causa di una caduta massi. Questa invece è ben visibile. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 tombe. Guardate qua. Al centro vi è questo obelisco. Sicuramente è molto bello. È tutto molto suggestivo.
Il disco sta proprio al centro e attorno abbiamo, come ho detto poc'anzi, 8 tombe. Ecco, qua possiamo osservare l'interno di una tomba. Qua abbiamo un passaggio che porta alla successiva. Guardate qua. Sicuramente molto suggestivo. Adesso provo a entrare nella seconda. Allora, proviamo a entrare in questa che decisamente è più spaziosa e più lunga. Qua abbiamo il passaggio di poco fa che conduce all'altra. Cerchiamo di raggiungere la parete. Allora, vediamo un po'. Sicuramente molto interessante. Molto interessante. Sembra un qualcosa di ancestrale per certi versi, che rimanda proprio ai nostri antenati. Ovviamente all'interno vi è sempre un eco particolare, ma decisamente affascinante. Ora entriamo nella terza tomba e vediamo un po'. Allora, vi è un passaggio che porta alla successiva, poi vediamo un po'. Spostiamoci ancora di più verso l'interno. Abbiamo un passo. E qui abbiamo un altro interno, decisamente più piccolo.
Eccolo qua. Qui abbiamo una farfalla. Molto interessante. E qua abbiamo l'ingresso e abbiamo ovviamente poi un piccolo passaggio che conduce direttamente alla quarta tomba. Guardate qua che spettacolo. Adesso cercherò di entrare nelle altre tombe. Questa è la quarta tomba. Allora, quarta tomba. Nella quarta tomba è presente un po' di vegetazione all'interno. Vediamo un po'. Questa è la quinta tomba. Allora, vediamo l'interno della quinta tomba. Allora, vediamo un po'. Ecco qua abbiamo un qualcosa di più particolare. Questa è la sesta tomba. Questa è più piccola. È decisamente più piccola. Sembra che si sia verificata una piccola frana. Questa è la settima, però purtroppo, come vi ho detto poc'anzi, qua c'è stato
un crollo vero e proprio. Però, guardate qua c'è stato proprio un crollo vero e proprio. Questa invece è l'ottava. Questa qua si può entrare tranquillamente. Addirittura vi è anche una sorta di secondo accesso dalla propria destra. Andiamo un po'. Come potete vedere, molto interessante. E qua abbiamo un interno non molto grande. Ecco qua. Quando visitate determinati luoghi, mi raccomando, è essenziale il rispetto. E non è finita qui, attenzione, non è finita qui. Qua ne abbiamo un'altra. E ne abbiamo altre due. Questa è la prima. E questa è la seconda. Un po' qua. È difficile entrare. Vediamo questa. Allora, di questa possiamo vedere l'interno. È molto interessante l'interno di questa. Veramente interessante perché guardate, 1, 2 e 3.
Ecco, qua ne abbiamo un'altra. Ecco, questo è l'ingresso. L'acqua impedisce sinceramente un po' di muoversi. Eccone un'altra. Eccone un'altra, veramente carina questa, Ecco qua. Allora, proviamo a scendere. Si scivola. Anche a causa dell'umidità. Si scivola. Qua si scivola. Vedete? Presente un po' di vegetazione, un po' d'acqua. Adesso non so se riuscirò a raggiungere l'interno, ma la vedo un po' difficile. Vediamo un po'. Ce l'ho fatta. Ho raggiunto l'interno. Allora, come potete vedere, oltre alla presenza di qualche masso, allora, guardate quanto è particolare questo ingresso, veramente particolare. Guardate. Allora, alla mia sinistra abbiamo questo. Vediamo un po'. Ecco qua. Poi alla mia destra abbiamo un altro ingresso. Ora non vorrei sbagliarmi, ma credo che quello sia un piccolo pipistrello o un animale. Guardate, questa è abbastanza grande. Guardate qua. Ecco il piccolo pipistrello. Infatti eccolo qui. Ecco qua. Qua mi trovo proprio al cospetto di un piccolo pipistrello. Guardate qua. Adesso ve lo faccio vedere ancora più da vicino. Guardate. Bene le zampe. Le ali. Qua ho trovato proprio un piccolo pipistrello. Un piccolo esemplare. Vediamo se riesco a fargli aprire le ali. Cosa non semplice. Meglio lasciarlo in pace.
Ciao pipistrello. Allora, vediamo un po'. Ecco, da qui si esce. Mamma mia. Sono costretto a sedermi. Questo è un ingresso abbastanza particolare. Presumo che molte persone non entrino qui dentro. Ovviamente la presenza del pipistrello non fa altro che rafforzare la mia tesi. Guardate l'ingresso, molto particolare. Guardate qua. Questa è veramente bella, ma veramente bella. Questa è veramente uno spettacolo, È veramente bella. Da visitare c'è anche questo. Vediamo un po'. Allora, qua abbiamo... Sì, sembra proprio una sorta di piccola tomba. Guardate qua. Molto bello. Dopo un sentiero ho raggiunto un'altra tomba. La quale dovrebbe essere abbastanza accessibile. Ecco qua. Allora, questo è il bel ingresso. Allora, vediamo un po' le pareti. Qua abbiamo un po' di vegetazione. Notiamo la presenza dell'uomo dalla bottiglia di plastica. Poi abbiamo ingressi. Ecco, questo è un ingresso a una tomba. Guardate qua, praticamente è lo stesso ingresso. Allora, qua voglio entrare. Guardate qua, addirittura ci sono 1, 2, 3, 4, altri 4 ingressi. Allora, questa è abbastanza ampia, c'è la presenza di sassi abbastanza grandi. Allora, vediamo, questo è l'interno di un ingresso. Andiamo al secondo interno. Ecco qua. Andiamo al terzo. Addirittura, guardate, qua abbiamo un altro ingresso all'interno. Qua vi è una sorta di passaggio che porta all'altro ingresso. Guardate qua che particolare. E qua abbiamo un altro ingresso. Da notare anche, guardate, che sembra quasi una sorta di scalinata. Qualcosa di veramente particolare, guardate.
qui abbiamo un altro interno. Sono dei sassi un po' grandicilli all'interno. È uno spettacolo. Guardate qua, sono proprio all'interno. Aspetta, veramente è bella. Ecco, ho trovato un'altra tomba. Questo per farvi comprendere questa necropoli nel comune di Porto Torres, la necropoli di Su Crocifisso, quanto è grande. Qua abbiamo un'altra visitabile. Allora, qua abbiamo un po' di vegetazione, come in altre. Adesso vediamo l'interno. Ecco qua, siamo all'interno. Ovviamente, quando fate escursioni del genere, non fatele da soli, come faccio io, perché poi potrebbe essere molto pericoloso. Allora, qui abbiamo un ingresso che sembra un po' frenato. Questo è l'ingresso principale. Come potete notare è sempre lo scalino, guardate. Sempre lo scalino. Il che, ovviamente, sembra proprio un qualcosa che richiami a delle tombe vere e proprie. Qua abbiamo addirittura 3 ingressi. Allora, in questo piccolissimo ingresso c'è ben poco. Nel secondo, il secondo è decisamente più grande. Ecco qua, guardate qua. Ho visto uno strano animale, o non è uno strano animale? Che cos'è? Credo che sia un gecko. Vediamo se si muove. Sì, è un gecko. Allora, guardate qua. Abbiamo veramente la presenza di qualcosa di che veramente sembra di stare veramente all'interno di una tomba. Impressionante. Non è così facile entrarvi. Allora, ho notato che vi è un altro ingresso. Eccolo qua. Vediamo se... Allora, questo ingresso abbiamo la presenza sempre di qualche pietra. Vi è la presenza di un gecko. Anche qua. Molto interessante. Qua vi è una spaccatura all'interno. Andiamo a cercarne. Guardate che spettacolo. Ne ho trovato un'altra. Guardate qua.
Guardate qua, veramente bella. L'acqua va a pulire l'interno più o meno, abbastanza grande anche questa, veramente bella. Guardate qua, è tutto sempre molto interessante. È possibile entrarvi, adesso è abbastanza largo. Allora, vediamo un po'. Allora, al centro abbiamo anche qui una colonna, poi alla mia sinistra abbiamo un ingresso, alla mia destra ne abbiamo un altro. Abbiamo delle pietre, un altro ingresso. Questo non so cosa sia, cavolo. Allora, ecco
Adesso questo qua se non si può camminare. Bello, guardate qua che spettacolo, guardate qua, è affascinante. Guardate questo spettacolo. Allora, qui abbiamo un ingresso, questa è bella grande. Cavolo. Guardate che roba, guardate, vi è come al solito una colonna. Ecco, abbiamo poi sempre i sorprendenti gradini, guardate qua. Allora, andiamo alla parte più chiusa. Ecco, allora, guardate che spettacolo, guardate qua. Questo è uno spettacolo vero e proprio, fantastica. Bisogna un po' camminare, ci sono diversi sentieri. Ecco la presenza di gradini, guardate un po', ci si può anche sedere. Guardate che spettacolo. Ora andiamo di fronte. Allora, di fronte abbiamo questo piccolo ingresso. Allora, abbiamo un bel po' di vegetazione a destra, a sinistra. Qua ci si può anche sedere, in presenza di grossi massi. Guardate qua che spettacolo. Sta veramente bella. Usciamo da dove? Presumo dall'altra parte. Sì, siamo usciti infatti dall'altra parte. Ecco, guardate qua. Allora, cerco di scendere. E raggiungiamo l'interno. Allora, qua vi è una colonna bella grande, due praticamente. Allora, qua arriviamo a questo. Da questa parte vediamo un po'.
abbiamo un qualcosa che è stato coperto di ruffi, rosa pietra. Vediamo da questa parte, ecco. Qua abbiamo l'ingresso verso una più piccola. Guardate qua. Qua abbiamo un altro ingresso. Allora, qua abbiamo questo interno. Guardate qua, che spettacolo.